Buonasera a tutte. Io sono Laura Canaro e faccio parte di Italia Destra. Benvenuti a questo incontro che ha un titolo emblematico, organizzato da Italia Nostra insieme al Comitato tra il Futuro e che reca che si apre proprio con una domanda: quale futuro per l'Oltrarno? A cui segue giustamente un'affermazione: tutte le ragioni poste alla base del no al previsto supposto parcheggio interrato di Piazza del Cestello. Allora, io ringrazio prima di tutto gli amici ospiti relatori. Comincio dalla professoressa Ilaria Mostini, colonna portante della rivista Per un'altra città, di cui una delle colonne portanti, nonché docente di pianificazione e progettazione urbana presso l'Università di Bologna, il professor Tommaso Montanari, che non avremo episodio di presentazione perché è conosciutissimo ed è inoltre il presidente di questa zona di Firenze. Ricordiamo professore di storia dell'arte e dal 2021 rettore dell'Università Stranieri. Il professor Alberto Di Civio, già docente presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e si è sempre occupato di architettura sostenibile, in particolare di architettura. E poi il nostro presidente della sezione fiorentina d'Italia Nostra, il professor Leonardo Rolvai, professore presso l'Università di Firenze di geografia storica per tanti anni. Io do subito la parola al professor Montanari perché ha degli impegni successivi improrogabili legati appunto alla sua attività, alla sua professione e lo ringrazio perché questa è un'ulteriore occasione di partecipazione rispetto a un incontro, uno dei tanti incontri, ma mi piace ricordare l'incontro avvenuto nel 2019, il 4 novembre, in cui fece un bellissimo intervento che poi fu riportato il giorno dopo dal Fatto Quotidiano, bellissimo e anche, estremamente chiaro nel dire assolutamente no alla possibilità di utilizzare un bene comune storico come una piazza, quale quella del Cestello, per farne diventare il solaio di un parcheggio. Ecco, io le do la parola, sperando che prego. Grazie e buonasera a tutte e tutti. Mi scuso se dovrò andare via, ma come sa chi frequenta l'università italiane da un po' di tempo sono sottoposte a questa specie di inquisizione che si chiama ANVUR e tocca fare riunioni anche impreviste e anche serali, dovrò scappare a collegarmi. Però ci tenevo molto a essere qua da storico dell'arte, ma ancor più da cittadino residente dell'Oltrarno, abito in Piazza del Carmine a pochi metri da qua. Da storico dell'arte vorrei dire che le città storiche non sono dei letti con un cassetto sotto in cui si può buttare di tutto. La città storica non è una superficie, come ci hanno spiegato storici dell'arte, urbanisti, storici della città, studiosi di città, il sottosuolo fa parte integrante della città e l'idea che noi possiamo svuotare, pulire dal passato, magari con l'archeologia preventiva per far recuperare dei reperti, ma insomma svuotare completamente ciò che sta sotto per riempirlo di funzioni e di servizi per il presente fa parte di quelle violenze arbitrarie al tessuto storico che una generazione decide di fare togliendo la possibilità alle prossime di decidere che cosa è più giusto, perché sono atti irreversibili. E potreste dire, va bene, ma abbiamo bisogno di un parcheggio, sacrifichiamo ciò che c'è sotto, sacrifichiamo l'integrità di questo corpo perché ne abbiamo bisogno, e a questo verrò dopo. Naturalmente accanto allo sventramento ci sarebbero delle aggiunte, le strutture emergenti, le rampe, come sappiamo, non lo so, Piazza Armigoni, luoghi della città o altri luoghi del genere, questi segni non è vero che non lasciino
non è che non si vede nulla, modificano in maniera irreversibile anche ciò che c'è in superficie, trasformando uno spazio pubblico in una struttura di servizio sostanzialmente. Naturalmente tutti chiediamo e abbiamo chiesto che Piazza del Cestello non sia un parcheggio superficiale, ma diciamo, Piazza del Carmine, liberata dal parcheggio, e io lo so perché la vedo dalle finestre, è una delle poche piazze di questa città dove i ragazzi giocano a pallone, cosa che vorrei allineare in qualche altra piazza del centro monumentale, del centro storico di Firenze, ma non me ne vengono in mente molte altre. Una piazza che proprio quando non è valorizzata dal comune, dal meglio di sé, che i vuoti urbani, gli spazi di respiro, i luoghi in cui essere liberi, pensare, in cui i corpi possono stare nella città senza necessariamente essere consumatori, clienti o fare qualcosa, sono particolarmente preziosi in una città supermercato come è diventata questa. E l'idea che per liberare la superficie la dobbiamo sventrare mi sembra, come dire, un fallimento proprio fin dall'inizio. E poi c'è, ma su questo parlerà chi ne sa più di me, c'è la prossimità dell'Arno, il nome di quella strada, via del Piaggione, cioè non occorre fare geologi, io sono mio fratello che è ricercatore geologo del CNR, mi ha detto ma sono completamente matti, ma insomma anche se non sei un geologo, che sia un'idea avventata e non particolarmente intelligente mi pare evidente. Ma accanto a tutto questo vorrei dire che è molto preziosa l'idea di convocare un'altra assemblea in cui siamo sicuri che ci siano i decisori e cercare di farlo, poi vi sarà detto, in un momento in cui non ci siano altre iniziative concorrenti come stasera, in cui ci possa essere, diciamo, il quartiere davvero. Perché il punto non è solo argomentare sulle ragioni del no, ma anche argomentare sul metodo di decisione. Perché c'è un passo tra i tanti importanti di uno dei testi fondamentali degli ultimi anni, la Laudato Si di Papa Francesco, che francamente spero che rimanga ancora un po' con noi in tutto questo buio, che dice che gli abitanti delle città e dei quartieri devono poter decidere cosa è meglio per loro e per i loro figli e che le autorità costituite devono ascoltare. Cito il Papa per non prendermi di comunista come succede di solito, non mi dispiace, ma insomma per far capire che non è un pensiero particolarmente rivoluzionario, starebbe scritto anche in una serie di norme e di buone prassi e soprattutto nelle promesse elettorali di chi fino a ieri ci diceva che ci avrebbe ascoltato e che poi ha ribaltato decisioni già prese facendo ciò che aveva detto di non fare. Quindi io vorrei vedere in faccia la sindaca e i suoi collaboratori e ci devi spiegare come intendi ascoltare chi qua vive e perché prende decisioni che noi non condividiamo. Se non le condividiamo siamo qua anche per dircelo, mi pare che in passato ci siamo detti che non le condividiamo. E la domanda che facevo all'inizio, va bene, siamo disposti a sacrificare l'integrità di quella pezzo di città verticalmente nel sottosuolo, siamo disposti a rischiare geologicamente, siamo disposti a prenderci le strutture emergenti, io non sono disposto, no, ma facciamo l'ipotesi, perché crediamo che per migliorare la qualità della vita dei residenti, per evitare che anche all'Oltrarno succeda ciò che è successo a tutto il resto della città e che già sta succedendo anche qua, quel parcheggio sia vitale. E io credo che questo non sia vero. Credo che un parcheggio concepito in questo modo sia una parte del problema e non una parte della soluzione. Del resto viene dalla stessa amministrazione che ha proposto seriamente, mi pare, per quanto possa essere seri, di riaprire un tunnel di servizio sotto l'Arno per portare a San Nicolò direttamente i turisti, perché, dice la sindaca, l'Oltrarno non è ancora abbastanza turistico e va valorizzato di più. Ora, se questo è il contesto, diciamo, detto in chiaro, anche su questo ho scritto un articolo sul Fatto Quotidiano, con le fotografie della funeraria di Gianni col casco sul canotto dentro il tunnel. Ora, diciamo, come si possa pensare che in corrispondenza del grande parcheggio si possa poi attraversare l'Arno e sbucare a San Nicolò perché sottoterra, perché l'Oltrarno non bastano i ponti e va, diciamo, massacrato come il resto della città, è una cosa che vorrei sentirmi rispondere dal vivo di fronte a un'assemblea civica. A me pare che un parcheggio fatto così renderebbe ancora di più pesante l'uso di questo quartiere come luogo di ristorazione serale, impedendo invece ai residenti di riuscire a vivere, e quindi contribuirebbe all'espulsione dei residenti, alla gentrificazione, e ci sarebbe un altro di quei sintomi, di quelle cause che provocano la malattia che stiamo denunciando.
È veramente paradossale che dopo decenni di battaglie, finalmente di fronte all'evidenza e di fronte anche all'ottimo lavoro di Salviamo Firenze, si rendano conto che aver lasciato le griglie sciolte al BNB è stato imperdonabile, ma l'avevamo detto in tutti i modi. Ora la Funaro va a combattere le kickbox e nello stesso momento però vuole il parcheggio sotterraneo. Bisogna decidersi, è una città o è un albergo? La mia mamma diceva questa casa non è un albergo, e questa città non è un albergo. E questo quartiere ancora non lo è del tutto. Durante la pandemia è stato uno dei pochi luoghi di Firenze in cui c'era qualcosa di vivo, perché attraversati i ponti, quei ponti che per scherzo ogni tanto vorrei levatori, per risolvarci dalla Repubblica dell'Oltrarno, non negherò di averlo detto, ma ogni tanto mi viene, di là non c'era più nessuno, ma non perché fossero tutti particolarmente ligi e chiusi in casa, ma perché non c'era nessuno in casa. Allora, diciamo, sappiamo che l'Oltrarno non esiste, ma quanto e come? La domanda è, ma quel parcheggio fatto così lì contribuirebbe ad aiutarci ad esistere o ad accelerare il disastro? Io credo ad accelerare il disastro e chi studia queste cose professionalmente mi pare che ce lo confermi. Allora, allineiamo le cose. Non si sventra se non c'è una necessità reale della città storica, non si rende una piazza un luogo di servizi e non un luogo di, non uno spazio pubblico sociale, non si rischiano problemi con l'Arno se non è di vitale necessità, soprattutto si ascoltano i residenti e si costruisce per le comunità un futuro condiviso e non la fine di queste comunità. Mi pare una cosa così ovvia ed elementare che quasi ci si vergogna a metterle in fila. Però forse è quello che dobbiamo fare, pretendendo che ci sia un incontro, spero quello a cui ho partecipato, in cui i decisori vengano e ascoltino e dibattano e si assumano le loro responsabilità. Credo che questa sia la cosa che dobbiamo chiedere con forza. Io sono disponibile fin da ora ad esserci, naturalmente. Grazie. Grazie. Grazie, condivido personalmente tutto quello che ha esposto. Diciamo che due cose emergono. Da una parte il fatto che spesso le politiche messe in atto dall'amministrazione sono contraddittorie, per non dire schizofreniche. Da un lato tutto il sistema delle tranvie, che teoricamente dovrebbe alleggerire il traffico veicolare privato, ma dall'altra sistemi appunto che viceversa incentivano le persone a continuare a spostarsi con i mezzi privati. E questa è una delle tante contraddizioni, diciamo, di chi governa, che, ripeto, assume più l'aspetto di una schizofrenia. Dall'altra mi ha colpito una frase, quello che non è stato detto, cioè sulla piazza del Cestello è stato realizzato un percorso partecipato piuttosto diciamo ricco e elaborato, che si è svolto in una serie di sessioni tra il 2018 e il 2019, promosso dal Comune in collaborazione con il Dipartimento della Facoltà di Architettura. Ci sono scritte tante cose, ne è uscito un bellissimo documento che contiene le linee guida per il recupero della piazza con funzioni di socialità soprattutto e di sostenibilità, però l'amministrazione si impunta nel voler perseguire quasi con accanimento quello che non è stato detto, quello che non emerge dalle pagine di queste linee guida. Ecco, io coglierei questo per passare la parola al professor De Ciccio, che è stato uno dei conduttori di questo processo partecipato e che ci può raccontare a che punto eravate arrivati alla fine di questo, diciamo, percorso estremamente significativo e importante. Grazie. Sì, benissimo. Stasera però per quanto riguarda il percorso, meno male, è stato fatto un libro, un video molto bello, la conferenza recente di Italia Nostra, ne abbiamo riparlato, quindi io inviterei tutti a guardare il libro esaurito, insomma si può trovare, il video si può vedere, le conferenze su YouTube, quindi per quanto riguarda quel percorso molto, molto interessante, io lo darei per acquisito e anche a livello amministrativo, perché fu organizzato insieme al Comune.
Quindi su quel tema, siccome è molto ricco, la parte identitaria, storica, su tanti argomenti abbiamo lavorato, però per quanto ci riguarda in particolare stasera, ribadisco, ma è scritto il testo ufficialmente, stampato dal Comune di Firenze, che per quanto riguarda la questione del parcheggio si individuava la necessità di fare la piazza pedonale, di spostare le auto, ma non si dava indicazioni né interrato né chissà dove, si rimandava su questo alla volontà della popolazione nel approfondimento ulteriore. Quindi questo deve essere molto chiaro. Quindi nel 2018 lo stesso Comune di Firenze non aveva, come dire, e adesso voglio approfondire questo aspetto. Scusate stasera, però sarà un po' noioso, però lo prendo anche come un'occasione di lavoro, perché non ci siamo messi d'accordo, ma il professor Montanari dice il prossimo lo facciamo in amministrazione, assolutamente. Noi ormai ci conosciamo bene tutti, questa materia è molto ormai conosciuta da tutti, i problemi, abbiamo la necessità ora di affrontare definitivamente la partita con l'amministrazione, perché qui dal 2018 al 2025 appunto c'è, a questo punto sono d'accordo, un accanimento dell'amministrazione contro tutto e contro tutti per efficacemente volere a tutti i costi il parcheggio. Ma io ho preparato delle cose stasera per fare una lettura veloce, mettere insieme tutti i passaggi per prepararci a questo incontro, perché qui ci sono le date, nomi e cognomi e i vari passaggi. Bisogna fare un attimino una riflessione davvero puntuale su questo, perché le responsabilità ci sono, come vengono assunte dai cittadini, dalle associazioni, anche dall'università in questo caso, e quindi abbiamo tutti messo la faccia, ci siamo espressi su questo, il comitato. Adesso è arrivato il punto che su questa partita ci sia un confronto, non lo so, vedremo, però dobbiamo mettere un punto, perché qui ci sono delle novità nella recente, ve la presento, di libera ufficiale di affidamento di incarico del fine dicembre, che è una detta inchiesta, allora poi andiamo un attimo. Torniamo un attimo indietro velocissimamente, però facciamo questo punto, perché noi nel 2018 abbiamo fatto il percorso, lo stesso assessore Giorgetti, in quella occasione, il 9 maggio si espresse Cestello area pedonale, va bene? Lo stesso poi ha voluto insistere sul parcheggio, ma in quella data la prima opzione era Cestello area pedonale, e questo noi bisogna metterlo lì, no? Teniamo tutte queste cose. Poi siamo al maggio, e il maggio un'altra notizia interessante, sapete che la Cassa di risparmio ha finanziato il recupero dell'ex caserma Cavalli, no? E in quell'occasione destinò una prima tranche di contributi, 530.000 euro, per riqualificare tutta l'area di Piazza del Castello. Cosa che non è avvenuto? Questi soldi dove sono finiti? Nella parte pedonale, nella Sticati, è vero in parte, ma poi ci arriviamo, ce ne sono altri che non sono stati, almeno non risulta, sono stati impiegati. Nel febbraio passano 3 anni e nel febbraio 2021 appare la sovrintendenza, una volta, meno male, insomma finora è stata zitta e stavolta è per posizione perché il comune si muove, e c'è Andrea Pessina, prima della nave c'è Andrea Pessina, e dice grande scetticismo su questo parcheggio, non solo per i resti di cinta murali su terra, non possiamo mai certezza per via dei rilievi già fatti in occasione della presentazione del granaio, ma soprattutto per le strutture necessarie che inquietano come tutto la sovrintendenza, la costruzione della rampa di entrata e uscita del sito su 2 piani e così come anche i manufatti in una sola ascensore. Troppo importante uno scenario simile in un'area come il Cestello. Quindi grandi dubbi, Pessina le esprime, poi vengono interpretati poi dai giornali, non abbiamo mai avuto possibilità, altro problema di trasparenza, sono documenti ufficiali che si fa fatica a cercare. Io ho cercato una sorta di recuperare il più possibile, ma più che altro sono in parte dai giornali stessi. E allora dice Pessina non c'è un progetto, ma insomma c'è queste grandissime perplessità. D'altra parte la sovrintendenza, detto, non ha mai autorizzato parcheggi interrati dentro le mura e in area UNESCO, e l'interrato avrebbe un impatto pesante sulla piccola piazza del Cestello. Noi naturalmente, dice Pessina, ci esprimiamo sul progetto e ad oggi non è arrivato nulla, fa sapere, dice Palazzo Vinti, però insomma è evidente che non solo, ma Pessina, questo è interessante perché
riprende anche una proposta che ha fatto lo stesso Internazionale del Comitato, che è una proposta a Palazzo Vecchio di ragionare su un'altra area per un interrato, poco fuori da Torino di Santa Rosa, un compromesso per uscire dalle mura storiche senza andare a impattare sulla piazza storica. Allora, veniamo a un punto delicato. Siamo nel 23, questa era la presa posizione del 21. Nel 28 di febbraio del 23 c'è il primo atto ufficiale dell'amministrazione, perlomeno ufficiale nel senso che è un atto ufficiale, gli altri sono stati probabilmente incontri, contatti, ma non siamo visti. Questo dato, devo dire la verità, non molti l'hanno colto, è rimasto un po' sotto traccia, ma in realtà tutto parte, il primo atto ufficiale per l'affidamento, provvedimento dirigenziale, 28 febbraio, affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del parcheggio integrato in Piazza del Cestello. A chi? Al costituendo cosa impresa, Idea e Studio Geologico Martelli. Questo è il primo passaggio. Poi c'è stato quello recente, ma allora fatto. E poi c'è su quello mi soffermerò, che dedicato secondo me non ce ne siamo ben, insomma è passato così, non abbiamo lavorato su questo. Si va avanti nel 21 maggio del 23, pochi mesi dopo, tra l'azione sul terreno, c'è il Ministero del Parcheggio integrato del Cestello. La posizione dice non verrà mai realizzato, ma la Fondazione Cassa di Risparmio, guardate, chiede lui sul piano di nascita della zona Piazza del Cestello, già del parcheggio e dei soldi per restare. Non c'è chiarezza sul progetto e dell'area di sosta interrata. Abbiamo dato ragazzi 1,2 milioni di euro. Come sono stati usati? E devo dire, io insisto, cerco di documentarmi, non butto le cose a casaccio. Io non ho trovato questi soldi che fine hanno fatto. Cioè, veramente grave questa cosa, perché sono tanti soldi. Veramente 530.000 precedenti hanno fatto sui lastricati, di marciapiedi, che hanno spesi, non tutti forse ma l'hanno spesi. Qui la Cassa di Risparmio, gli oneri del tesoro, praticamente lo chiedono loro e non ci sono risposte. Dove e come non siano stati utilizzati da Palazzo Vecchio molti soldi versati appunto a titolo di onere di urbanizzazione che dovevano servire per la riqualificazione della zona. Allora il Presidente Salvadori dice, ma all'esterno qualcosa, meglio, la Cassa di Risparmio nel Grenaio ci ha lavorato, all'esterno non si vede niente. Sono stati richiesti al Comune gli studi idrogeologici aggiornati, ma ai consiglieri sono stati consegnati con la spiegazione che non erano ancora stati effettuati. Quindi siamo il 23, abbiamo avuto, siamo il 23 maggio, ma nel febbraio era già stato fatto l'affidamento, ci sono dei documenti importantissimi e non sono stati. Guardate, non sono ancora questi dati. Ora mi dispiace, stasera non vedo consiglieri comunali, speravo venisse Dimitri, ma noi dobbiamo andare a parlare anche con loro, perché dobbiamo tirare fuori i documenti, e ci sono documenti pesanti, soldi non spesi, studi fatti non trasparenti, che dobbiamo in tutti i modi evidenziare e tirare fuori. E fra l'altro a questa risposta che non sarebbe effettuata, il direttore del servizio mobilità Vincenzo Tartaglia invece aveva detto che proprio in base ai nuovi studi sarebbe stato possibile effettuare il parcheggio. Guardate, questa è un'affermazione pesante, ma quali nuovi studi? Ma guardate, è tutto così, cioè non hai trasparenza, è una cosa gravissima. Allora, fra l'altro qui il consigliere Palagi nell'ultimo bilancio un autoemendamento all'ultimo momento dell'amministrazione ha tolto 650.000 euro previsti per la riqualificazione di Piazza Cestello, altri soldi previsti, questa volta venivano da un trasferimento di fondi della ferrovia, dei lavori ferroviari che hanno via. Però anche qui questi sono stati tolti, si sa per cosa sono serviti, diciamo, almeno quello, e perché è un'altra questione. Allora, siamo al 24, stiamo arrivando ad oggi. Stop della sovrintendenza, gennaio 24. I comitati rilanciano meglio via la gara. Ancora un parere negativo della sovrintendenza per il parcheggio e il comitato, il presente anche Andrea, perché il Comune insiste su quell'area? Vedete? Sono passati diversi anni, ma continua questa vicenda a non essere. Quindi però dice da parte della sovrintendenza delle arti che in relazione al porto il piano comunale avrebbe detto, ho cercato il documento, non l'ho trovato, io non so buono, non
so, però qui la sovrintendenza a gennaio entrava avrebbe detto, in funzione del POC, quindi deve esserci un documento sicuramente, che ancora una volta di no, una generale realizzazione di parcheggi integrati nella UNESCO, ma è il suo dovere, è una cosa ovvia tra l'altro, e nel dettaglio proprio l'intenzione della Giunta d'Appella di autorizzare la realizzazione del posteggio sotterraneo in Cestello. Il Comune del canto suo insiste per mantenere all'interno del POC la revisione della scala, nonostante la sua intervenza. Pur intravedendo già questo passo, il potenziale effetto positivo della liberazione della piazza del costiamo in superficie e della sua riqualificazione vengono confermate le perplessità non solo per la probabile presenza di strutture archeologiche sommerse, ma anche per la presenza su tutti i fronti della piazza di beni culturali, canali, la chiesa di Cestello, insieme alla cultura. E poi ci sono numerose associazioni, sono ricordate qui, il Comitato Internazionale in particolare, che propone di realizzare l'area di sosta, quella che era trattamento urbano dalla Cani alle Armi, spostandola nel giardino del Campo Santa Rosa. Come si vede, sia Tessina e i comitati hanno proposto anche delle soluzioni alternative, non è che c'è stato proprio, anche perché sicuramente una parte della popolazione del percorso viene fuori e il problema dei parcheggi è sentito, quindi non è che possiamo non tenerne conto, però si può trovare delle situazioni diversificate. Però questa era questi sono dei partiti di Firenze in buffa. L'8 gennaio dice la sovrintendenza no, e c'è un documento citato. Il 18 gennaio la stessa sovrintendenza dice ma no, dice, non è così, ma guardate, è incredibile, dice l'interdato si può fare. È cambiato il servizio. E in pochi giorni controlli, non è vero che il parcheggio entrati non c'è da fare, anzi è vero il contrario. La sentenza Antonella Ranati, se riusciamo a fare questo convegno, ci deve venire Ranati, guardate, non basta solo assessori, sindaci, eccetera, ci deve venire Ranati perché insomma queste sono cose gravi, perché questo è virgolettato, non è che si alzava e poi no, avete intervento, ma questo è virgolettato, l'interdato si può fare, dicono alle rampe, quindi lei dice con le rampe no, ma per l'interdato si può fare, ma com'è che giustifica? E sì della sovrintendenza, perché tra l'altro la sovrintendenza deve dare un parere formale, non è che ci consulta per tanto peso. Cioè vediamo, e infatti, perché dice, però la sovrintendenza è ovviamente vincolato da alcune variabili indicazioni. Certo, non è pensabile lavorare un parcheggio dove si scende la variante dell'ascensore, si potrebbe trovare soluzioni alternative meccanizzate. C'è da capire se ci sono le condizioni idrauliche, c'è da capire, c'è un funzionario dello Stato che dopo 6 anni ancora siamo lì, c'è da capire se non si può accettare questo qui. Però dice se si fosse fare meccanizzato, il nostro parere potrebbe essere favorevole. E quindi eccetera, eccetera. E però il vero stato del progetto alla fine è il regolamento UNESCO, ma è vero questo, è una cosa, questa sì che è carta. Che dal 2017 ha dato indicazioni precise. In quell'anno la Commissione Costruttiva dell'Organizzazione Nazioni Unite in vista a Firenze aveva raccomandato di realizzare 9 parcheggi nel centro storico perché ritenuti attrattori di traffico automobilistico, molto semplice. In questo caso, anche in questo caso non può da fare un'azione grave, dice la Ranati. Bisognerebbe aprire, attenzione, ci sono delle perle che sta dicendo, bisogna tirarle fuori, metterle davanti. Dice attenzione, bisognerebbe aprire un ragionamento con l'UNESCO, dice la Ranati, la sovrintendenza. Partendo da un presupposto, lì un parcheggio c'è già. L'intervento svuoterebbe la piazza dalle auto perché i trasferimenti. Sotto il piano di calpestio, dunque il nostro no fermo pregiudiziale non c'è, d'altro canto nessuno ha mai chiesto in modo esplicito quale fosse la nostra posizione in merito. Ma io ma se fosse io non ci sono parole a questa affermazione. Quindi lei dice, vabbè, che problema c'è? Si levano le macchine, tanto meglio, no? Mamma mia, allora, e quindi andiamo avanti, gli uffici comunali preposti, nessuno parla in modo ufficiale, e in pratica fanno sapere che se la sovrintendente fosse d'accordo si potrebbe insieme, di consultare l'ufficio UNESCO centrale, mandando loro il progetto e chiedere un parere che tenga conto che si tratta di un trasferimento e non di un inserimento in scopo. L'Italia questa altra questione su cui comunque deve esserci una consultazione formale, ufficiale, quindi non è che si può scappare.
Un'altra chicca: a dicembre di quest'anno, pochi giorni prima del secondo atto di incarico, il Casamonti, in caro Serristori, chiede di fare il parcheggio per il suo palazzo e il comune dice di no. Ma meno male, ma perché allora, dice Casamonti, a me di no e magari volete fare voi? È la stessa storia, dice no perché è vicino all'anno, eccetera, eccetera. Allora, questa è anche non forma vicenda, perché sono gli stessi uffici che balbettano, parzialmente balbettano, ma vanno avanti nelle cose, che dicono a Casamonti, e quindi ci sarà un fatto di ricorso al TAR sul comune. Vedremo come andrà a finire, però l'altro passaggio formale, perché ci sarà un giudizio del TAR, sugli stessi, ideologico, eccetera, quindi vedremo anche questa partita come va a finire, però vedete davvero ci sono le pene. Veniamo all'ultimo passaggio e soprattutto agli altri formali. La Nazione 4 gennaio 2025 dà conto dell'atto ufficiale, nuovo atto ufficiale del comune, che affida lo studio del scelta del progetto all'affidamento. Ricordate che c'è stato un affidamento anni fa, non mi ricordo mai, 23, brava, 23, che dava incarico di fare il progetto di fattibilità, progetto del parcheggio alla Federacci. È rinnovato anche chi? E poi vedremo come, idea e poi vedremo, parleremo anche di idea, ci sono anche altre cose qua che hanno messo alla luce e Martelli e Giorgio. Questa volta il comune se ne inventa un altro, i soldi che spende non sono tanti, sono importanti, ma sono dei soldi nostri, e chiede agli stessi, attenzione, Idea e Martelli avevano avuto l'incarico di fare il progetto. L'hanno fatto, non lo sappiamo, questa questione. Hanno preso i soldi, non si sa. Adesso il comune a gennaio ci sa che io per fare questo però ho bisogno, questo è formale, del piano di fattibilità. E quindi praticamente chiede agli stessi che hanno già detto, anzi stavano lavorando per andare, cioè conviene farlo meccanizzato, interrato o addirittura lasciamo le cose come stanno. Questo se io veramente come fa a chiedere uno lasciamo le cose come stanno? Che senso c'ha? Non mai chiede giustamente, ma li chiede agli stessi che erano favorevoli, che cosa vuoi tirare? E perché? Per come? E perché si arriva a questa procedura? Questo noi dobbiamo andare a verificare, che ci sono le carte. Quindi loro dovranno dire, lo diranno, non lo sappiamo perché a questo punto qui cosa succede. Allora prendiamo, ho finito, però bisogna che con calma poi davvero si lavori anche su questo, perché, ripeto, a febbraio, il 28 febbraio, hanno avuto l'incarico, ci saranno soldi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture, quindi hanno usato questo tipo di finanziamento, addirittura erano previsti per il project microaree merci gasometro, non so se avete presente il gasometro, c'era un progetto di non si fa più il prezzo del gasometro e quindi si mette a disposizione il finanziamento per la gestione. Naturalmente poi la trattativa è una trattativa diretta perché sotto 139.000 euro si può fare trattativa diretta, se no ci dovrà fare la gara, quindi altri non lo so. Comunque lì la spesa da 107.000 e quindi il dirigente ha potuto fare la trattativa diretta a chi? Appunto a Idea e Martelli. E in realtà ci sono due preventivi, almeno uno c'era nell'IPA, quello è stato scelto Idea. E a quel punto niente, l'incarico era la progettazione. L'importo stimato che c'era rimasto, l'idea è rimasto il 25% su queste cose, quindi è arrivato a 80.000 euro. E avevano importante il tempo di esecuzione del contratto di 270 giorni, decorrenti dalla data di esecuzione dello stesso. Qui c'è l'inghippo perché probabilmente non è stato fatto niente, non credo, finisce, questo era stato affidato, firmato il contratto il 30 di aprile, anzi no, la riferma si scrive, presumibilmente il contratto si sarà stipulato entro il 30 aprile. Vabbè, supponiamo l'hanno fatto il 30 aprile, poi erano 9 mesi, quindi arriviamo a fine anno. E non c'è io non ho trovato, appello anche a voi, cerchiamo questi documenti, il progetto deve essere presentato, non ci sono tracce, non ci sono tracce del progetto ufficiale, scusate, sì. E quindi abbiamo ancora di ora. Questo è più facile, che fanno? Prendono gli stessi riferimenti, la legge, i finanziamenti, bla 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 bla, questo è il 31-12-2004, già lì è sospetto, insomma.
Come? Strano, no? 12 per 2024. Perché? Perché sono passati 9 mesi, scadevano i finanziamenti, mentre questo, quindi d'urgenza hanno dovuto fare questo e hanno chiesto la redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali del parcheggio. Questo è un documento necessario, non è un'invenzione, ed è la famosa domanda interrato o nulla. E a questo punto c'è tutta la ripresa di tutto quanto detto, ma veniamo invece a quello che ci interessa di più. Rilevato il Consiglio Comunale nella dichiarazione del 27 marzo 24, ha approvato il piano operativo in cui è presente l'intervento in questione. Considerato che l'intervento del parcheggio integrato inserito nel piano operativo approvato dal Consiglio è stato oggetto di ulteriori indicazioni da parte della sovrintendenza, ci dobbiamo aiutare, aiutiamoci, dobbiamo trovare sta roba. Non è possibile. Questo è un atto licenziato, fa riferimento a qualcosa che c'è, ci deve essere, in cui dice ulteriori indicazioni da parte della sovrintendenza nell'ambito della conferenza paesaggistica relativa al procedimento di informazione operativo agli strumenti di governo del territorio. Questo è un passaggio reale e che pertanto prima di procedere alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, quindi procedere e non hanno fatto nulla perché per procedere 2 anni hanno fatto dell'intervento è necessario per individuare e valutare la migliore soluzione da realizzare. Anche questo, cioè io ho fatto famiglia, poi c'è questa cosa però, allora per individuare la cosa migliore faccio un ulteriore passaggio sempre con gli stessi e poi redigere il documento di fattibilità. Qui i soldi sono un po' meno, sono 33.000, ma anche nulla forse, perché se è quello che doveva dire, non capisco, e però questo è il problema dei problemi, ma io qui davvero mi chiedo aiuto, perché io ho finito però. Considerato che il contratto nelle modalità sopra indicate sarà stipulato entro il 31 dicembre, perché questo sarà stipulato, è il 31 dicembre, il contratto a scadenza è il 31 dicembre 2024. È geniale. Geniale, aspetta, non è finito. La prestazione sarà resa interamente nell'anno 2024, cioè un giorno. No, io credo che ci sia un refuso. Io ho cercato, ho guardato, mi sono messo in vedevo ai miei occhi, forse. Vedi? Ma si può scrivere una cosa del genere? Cioè, no, ma vediamo. Però se è un errore, se interamente al 2025. Se non è un errore, bisogna noi dobbiamo lavorarci, è giù là a fare, noi stiamo al di là, noi siamo al di là del problema politico, della volontà di come, siamo al di là di non so come dire veramente. E niente, questa è la fine del discorso. L'ultima cosa la devo dire perché riguarda l'idea. L'idea è stata fondata dall'ingegnere Paolo Giustiniani. Guardate, io raramente mi picco sui nomi, non è il mio costume, non è nemmeno. Però questa volta lo devo fare perché l'ingegnere Giustiniani è una figura importante nella nostra città per i lavori pubblici e privati. Lui ha fondato l'idea di una grande società per azioni, è presidente negli anni 90, 1990, è presidente dell'amministratore delegato dal 2006, andiamo per il settore di ingegneria, architettura e civile. Ora noi anche altre cose, vabbè, dice uno, chi se ne frega, no, secondo me io voglio, fare una riflessione sulla politica, sugli amministratori, sui professionisti. Credo sia giusto che noi conosciamo le cose, poi ognuno farà la sua riflessione, i suoi giudizi. Però Giustiniani è stato dal 1994 al 2013 consigliere di Progenia, non troppo vicino, consigliere di Progenia che opera nel settore di intermediazione immobiliare, grande. Dal 2010 al 2015 consigliere dell'aeroporto di Firenze, dal 2010 presidente di IDEA di Pechino, della Cina, dal 2011 consigliere del comitato per le case ad uso degli indigenti di Firenze, dal 2013 presidente di Immobiliare Novoli SPA, la società che si occupa dello sviluppo immobiliare della ex area Fiat, bene? Ma anche
presidente, sempre nel 2013, di San Donato SRL, che è la società che si occupa della gestione del patrimonio commerciale. Quindi è tutto lui, tutta la vicenda della gestione Fiat, prima, durante e ora ancora sviluppo, è tutto in mano a questo ingegnere Giustiniano. No, complimenti. E inoltre però, eccoci anche alla Cassa di Risparmio. Dal 2001 è membro del comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio, dal 2003 è socio della Fondazione, dal 2014 è membro del comitato esecutivo della Fondazione Cassa di Risparmio. E finisco con questo, non lo so, noi dobbiamo sapere, perché la trasparenza è fondamentale. Dopodiché ci ragioniamo, può darsi che ci sia, ma non lo so, non dico niente, intanto sono dati che bene si conosce. Ma l'ultima cosa è questa. Prima dell'incarico sul cestello, quello del febbraio e quello di gennaio, la stessa idea, lo stesso Giustiniani, aveva presentato il progetto per il Carmine. Il Carmine. Il progetto del Piazza del Carmine. Loro dovevano fare il parcheggio intonato e avevano avuto un carro con la Trevi, per Firenze Parigi. Quindi Giustiniani, e Piazza Bravissimo, vedi la storia, bisogna mettere in filo tutte le cose, e quindi lo stesso che aveva lavorato per il progetto del piano che era, grazie a Dio, bloccato dalla realtà cittadina e quant'altro, ma gli viene riaffidato l'incarico con Cistelli. Insomma, qui c'è un accanimento nel voler fare certe cose, ma soprattutto nel volerle fare in un certo modo. Scusate, ha finito? Donna la parola ad Andrea Berti del Comitato Plano Futuro, perché desidera integrare alcune cose che sono emerse, diciamo, dalla lunga chiacchierata che ci ha fatto il professor Nicini. Prego, come sedete a spiegare? Vieni. Scusate. Allora, buonasera, ho chiesto di Andrea, così. sentite ora? Sì. Allora, ho chiesto di intervenire per questa cosa, per completare. Posso essere noiosa? Sì. Questo non è personale, funziona soltanto da questa parte. Allora, ho chiesto di intervenire perché rispetto all'introduzione del principio ci sono altri aspetti che noi abbiamo visto come comitato Oltrarno Futuro, in quanto vi faccio un minimo di storia anch'io. Quando c'è stato il percorso partecipato, il percorso d'ascolto su piazza del Cestello, noi abbiamo percepito immediatamente che quella situazione, quel percorso d'ascolto, come tanti altri situazioni di partecipazione, di pseudo-partecipazione, aveva lo scopo di andare alla costruzione di un parcheggio interrato a Piazza del Cestello. Questo è il primo punto. Quindi questa sensazione ora possiamo dire che è totalmente confermata, perché rispetto a tutto quello che è stato scritto, detto, magari scritto anche di più nel resoconto, tra l'altro pubblicato dal Comune di Firenze, l'unica cosa che è portata avanti dopo 5 anni è il parcheggio interrato, nient'altro dei discorsi che ci sono stati dentro, delle linee guida che sono state delineate in quel risultato, è stato portato avanti. Dico una cosa per tutti e riprenderò. A un certo punto in una di queste linee guida c'è la ZTL H24 per 24 ore. Questa cosa qui, che ora riprenderò perché è un elemento determinante della proposta, della controproposta che noi abbiamo fatto al Comune, la riprenderò. Allora, in mezzo a questo, quindi, già nel 2019
verso la fine dell'anno uscì sui giornali che l'intenzione era di fare il parcheggio interrato, di costruire un parcheggio interrato in Piazza del Cestello. Su quello è iniziato un discorso, diciamo, un movimento del quartiere, una contestazione, tanto più soprattutto da chi, a partire da chi abitava lì davanti, nei dintorni. Teniamo conto che il quartiere si sta spopolando, in questi anni ha avuto una grossa perdita di residenti e comunque su questo è iniziato un percorso in cui c'è stato immediatamente, quasi immediatamente, un consiglio di quartiere aperto e se ne sono succeduti altri consigli di quartiere aperto con la partecipazione dell'assessore Giorgetti e di altri assessori, e in cui veniva affermato che non era vero niente, il comune non aveva un progetto, giocando mistificatoriamente sul fatto che non c'era ancora un progetto esecutivo, un progetto definitivo, e per cui però l'idea progettuale di fare il parcheggio è stata evidente, poi è rivelata. Andando ancora avanti, all'inizio del 23, ossia a cavallo tra il 22 e il 23, c'è stato tutto il discorso del POC, del piano operativo comunale. Nel piano operativo comunale c'era una scheda specifica sul parcheggio del Cestello. Ora io vado a memoria, perché non ho portato niente su questo, comunque in cui si diceva che la necessità di fare il parcheggio lì era derivante dal fatto che c'era questo incremento di locali e di attività economiche che lo pretendevano. Dichiarato tra le altre cose nella scheda del POC. Noi abbiamo fatto a quel punto, abbiamo analizzato questa scheda del destra, abbiamo fatto un'osservazione piuttosto puntuale su tutta una serie di elementi indicativi del no al parcheggio interrato, chiedendo che venisse soppressa la scheda che chiaramente non è stato fatto. E questo è un dato di fatto. Dentro a questo elementi salienti erano già stati avanzati alla fine del 2019 nel primo consiglio di quartiere aperto, le controproposte che noi abbiamo fatto, perché si dice sempre no senza avere proposte alternative. Abbiamo fatto le proposte alternative, abbiamo indicato nell'area Cagni, che è sottoutilizzata in viale Aleardi, la possibilità di costruire un parcheggio in tutti i modi che si volesse, meccanizzato chiaramente, la possibilità di andare sottoterra, essendo ai limiti dell'area alluvionabile, che si poteva andare anche sopra terra volendo, perché accanto c'è una palazzina e comunque probabilmente per una struttura diciamo di servizio pubblico potrebbe anche essere fatto, perché hanno dato permessi per cose obbrobriose, e quindi questa qui è stata un'indicazione. L'altra indicazione è stata che immediatamente, l'abbiamo fatta nel 2019, immediatamente si poteva procedere alla pedonalizzazione integrale, totale e progressivamente della piazza del Cestello, senza che la costruzione di un parcheggio fosse la condizione sine qua non si potesse fare questa operazione. E tenete presente che questo fatto di avere le situazioni degradate, degradata semplicemente perché è un parcheggio a cielo aperto in una piazza monumentale che è un obbrobrio lasciato così, chiaramente da tutti i punti di vista, però dico, questo fatto di lasciare le situazioni integrate per poter poi fare operazioni che apparentemente sono di riqualificazione ma che hanno tutta una serie di problematiche negative, questo è un leitmotiv del procedimento che questa amministrazione ha adottato, aveva provato in questo senso anche su Piazza del Carmine, su Piazza Brunelleschi, dove
hanno fatto lo stesso giochino su Piazza dei Ciompi, dove nonostante, per dire la partecipazione come interpretata, nonostante che tutti i tavoli della maratona d'ascolto si fossero a largo campo, comunque si fossero pronunciati per il mantenimento del mercato delle pulci, hanno fatto quella cosa orrorosa in piazza Antigone, che non ha assolutamente niente di... insomma, è tutta un'altra cosa. Nonostante che quel mercato lì fosse un mercato storico voluto dallo stesso Nardella nel 2011, per cui dico con la smentita di tutto. Il tutto per fare delle operazioni che sono all'interno di tutti quei processi, di tutti quegli elementi della gentrificazione che ha subito il centro storico, ha subito Santa Croce in maniera impattante e si sta subendo noi qui attraverso queste cose. Quando quegli anni 18 tutti destro erano degli anni dell'Omniplanet che dichiarava che il borgo San Frediano, che la zona di San Frediano era il quartiere più cool del mondo. Sono tutti elementi che hanno portato nella direzione della gentrificazione, dell'espulsione della residenza e quindi della presa in carico di tutti i servizi per i turisti. Detto questo, c'è un altro aspetto, non abbiamo fatto solo l'osservazione su questa scheda del parcheggio interrato in piazza del Cestello, ma abbiamo fatto un'interrogazione su un altro aspetto che ora vi dico. All'inizio nel gennaio del 2023 il Consiglio di quartiere 1 ha fatto, nel parere dato per il POCHE, per il piano operativo comunale, ha fatto una proposta per lo scavo, per la possibilità di scavare un elenco di 22 parcheggi interrati pertinenziali, e quindi si introduce un altro elemento che è diverso dall'altrazione del traffico, pertinenziali nell'area UNESCO. Sono 22 piazze elencate, tra cui anche piazza del Cestello, elencate su tutto l'area UNESCO. Quindi questo apre un'altra prospettiva, apre la prospettiva di un'operazione di speculazione immobiliare basata sul consumo di sottosuolo, sulla semplificazione, di una portata enorme, quantomeno nelle intenzioni. E su questa direzione già prima del rinnovo del Consiglio Comunale e del Consiglio di Quartiere, ma comunque anche dopo, espressamente prima e dopo, per esempio, il Presidente del Consiglio di Quartiere 1, Buffini, e l'assessore Giorgio della mobilità hanno dichiarato più volte che la direzione da prendere è quella di fare parcheggi pertinenziali in centro storico e nell'oltrearno. Io ho un elenco quindi per l'oltrearno, ve lo leggo perché è significativo, anche significativo di quello che manca. L'oltrearno, Piazza Foggia, Torrigiani Varchi, nella piazzetta vicino al Ponte Vecchio, Santo Spirito, via del Presco di San Martino, quindi piazza San Martino per lato di Piazza del Carmine, Piazza della Calza, Piazza Tasso, lato Piano Platolini, Piazza dei Nervi, Piazza del Cestello, Piazza Versailles. E questo per far capire il tipo di indirizzo che c'è programmatico, e queste cose vanno sugli anni, cioè non c'è il problema, avete visto, parcheggio del Cestello dopo 5 anni di emerge fuori in questa maniera prepotente, e quindi queste cose. Questa è la situazione su cui ci sono gli indirizzi. Rimerge anche il Carmine. Sì, rimerge anche il Carmine, rimerge anche il Carmine, rimerge tutte queste cose. E quindi si nota, per esempio, posso notare, Piazza del Tiratoro, che voi avete visto, è stata lastricata, ma è stato quell'astrico lì un'operazione di cementificazione del suolo totale, non indifferente per quella piazza. Lì non si fa la forestazione urbana o cose di questo genere, perché
sotto il lastricato superficiale, sotto a distanza di 30, 40, 50 c'è una balsa di cemento su tutta la piazza, e questa è un'operazione anche probabilmente un'operazione di questo genere, cioè si fa questo mentre si parla della Firenze Green, del verde e tutto quello che succede. Questo è un dato di fatto. Allora viene da pensare che viene da pensare che questa operazione ora così accanita sul Piazza del Cestello sia l'apriscatole per andare nella direzione di questi parcheggi pertinenziali. Sul parcheggio pertinenziale dicono due cose: si parla, quando dicono pertinenziale dicono è per i residenti, nella realtà è per i residenti, è una parte, una quota per i residenti ricchi che se lo possono permettere di acquistare questa cosa, e che è appetibile perché diventa un aumento complessivamente un aumento del valore immobiliare dell'immobile per cui prendi quello standard. Questo è un dato di fatto, per cui è tutto il discorso della finanziarizzazione anche in questo senso. L'altro aspetto è che una quota del pertinenziale finora è stata riservata, nel bando precedente è andato totalmente diverso, per il deserto, è riservata alle attività economiche della zona, e quindi dentro poi al residenziale ci sta anche magari le suite degli alberghi, insomma questa è la situazione. Quindi è una banda colossale che in questo modo si sostituiscano i 77 posti che sono in superficie portandoli sotto, perché i 77 posti che ci sono sopra a Piazza del Cestello sono per la generalità dei residenti della ZTLO, mentre in altro modo sono quello che ho detto prima. Finisco semplicemente su una cosa, che appunto ribadisco che la pedonalizzazione di Piazza del Cestello poteva essere fatta non solo dal 2018, perché se ne parlava del Cestello, ma poteva essere fatta anche prima. Con la ZTL H24 si sarebbe avuto la possibilità di posti in eccesso per colmare la soppressione dei posti di Piazza del Cestello. Questo è un dato di fatto. La ZTL H24 è stata messa anche in quel documento, quello fatto dal Comune, e questo è l'andazzo generale. Su questo in qualche modo bisogna reagire, come bisogna reagire anche a un'altra cosa oltre il tunnel, anche alla isola artificiale che la Funaro, il sindaco Funaro, e con l'assenso già preventivo della sovrintendente Ranaldi vogliono fare, auspicano che sia fatto sotto la Pescaia di Santa Rosa. Sì, allora Andrea ti ringrazio, è stato molto chiaro e completo nel farci una panoramica veramente triste di questa realtà dello Stato in generale. Io approfitto dell'ultima pennellata che ha dato Andrea, che ci ha dato l'idea di una Firenze croniera sostanzialmente, piena di buchi, per passare invece il microfono al professor Maffai e a darci un po' di indicazioni, un po' di suggestioni da parte d'Italia Nostra su questa situazione di parcheggi a go-go integrati e soprattutto centrati, e comunque in generale il concetto di un parcheggio all'interno dell'area UNESCO. Grazie. Buonasera a tutti. Io credo che il report che ci ha illustrato Alberto Micilio abbia messo a fuoco tutta questa oscura vicenda, quindi tutto al di fuori
non solo di quello che appunto era stato convenuto con questo processo di ascolto e partecipazione nel 2018, ma al di fuori del Consiglio Comunale, al di fuori di tutte quelle che sono insomma le voci autorevoli della città, penso anche agli ordini professionali, alle università. Quindi io credo che è un report che vale la pena di far conoscere, insomma, come elemento di discussione. Si può parlare di malefatti a questo punto. Se ne potrebbero anche aggiungere altri. Anch'io mi ero messo un po' a sfogliare la stampa, fino a vedere la rete che ci conserva, e viene fuori subito dopo, insomma, le presentazioni del libro di cui Alberto prima ci ha parlato, di questo documentario, rapporto quindi su quelli che sono anche i desideri della popolazione. Per esempio, il 4 novembre 2019 l'assessore Stefano Giorgetti, in risposta al consigliere Palagi, in un atto istituzionale di consiglio, era arrivato a dichiarare una vera e propria falsità. Sosteneva che il parcheggio interrato in piazza del Certello era, virgolette, idea emersa nel percorso di ascolto promosso dall'università e che insieme alle altre sarà inserita come ipotesi nelle linee guida per il concorso di progettazione che sarà bandito per la riqualificazione della piazza che stiamo aspettando. In realtà si vede che il volume curato appunto da De Cinti Rossi non trova traccia alcuna della proposta di parcheggio sotterraneo, quando da che sia stata avanzata, con quale esito sia stata discussa. Lo stesso assessore nel 2 febbraio 2021, quindi quasi insomma, un anno e mezzo dopo, conferma l'amministrazione è propensa a realizzare dei parcheggi integrati nel centro storico, ma per togliere l'automobile in superficie. Questa è una delle soluzioni possibili e l'idea era di intervenire in Piazza del Certello per capire se questo era possibile, quindi insomma, siamo appunto nel febbraio del 21. È iniziato una interlocuzione, una sovrintendenza per capire se c'erano dei ritrovamenti archeologici sotto la piazza che impedivano questo tipo di soluzione. Uno studio preliminare sulla base dell'intervento di recupero fatto sull'ex caserma Cavalli, dove è stata rilevata vicino al fiume la presenza della vecchia cinta muraria. Se fattibile vorrebbe dire recuperare la pedonabilità tutta la piazza, togliere le auto in superficie, migliorare il sito al lato del Certello. E una parte dei parcheggi verrebbe destinata alla residenza e una parte alla rotazione. Come vedete c'è proprio questa strategia molto, molto forte da parte della giunta, almeno dell'assessore, ma credo che i sindaci sono cambiati, quindi comunque questa visione si è rafforzata e ha preso un esito, come ci raccontava Alberto, con quegli incarichi del 31 dicembre o subito dopo. In tutta questa vicenda, dicevo, colpisce il silenzio degli ordini personali. In primo luogo direi degli architetti e dei geologi, perché gli ingegneri si sono subito sbilanciati il 20 settembre del 24, quindi prima che venissero dati questi incarichi all'idea e allo studio Martelli,
l'ordine annuncia, seguendo il modello Bologna, la decisione della nuova giunta comunale di Firenze, che aveva parlato di procedere con la realizzazione di parcheggi interrati in Oltrarno e a Porta Romana, va nella giusta direzione, perché risponde a una necessità più volte sottolineata da tanti residenti e che si può toccare con mano ogni giorno. Un'ipotesi da valutare è quella dei parcheggi meccanizzati a scomparsa, che consentirebbero di attenuare sia il consumo di suolo che l'impatto visivo. Attende solo il presidente dell'ordine, Giancarlo Gianchisti, e il coordinatore della commissione trasporti, Cerenzo Martini, commentando gli esiti della seduta straordinaria della giunta comunale si è tenuta in Fieraderma, appunto sul nuovo sindaco. Da tempo, come ordine, dicono Gianchisti e Martini, segnaliamo la fame di spazi per la sosta che affligge la città. Siamo convinti che sia necessario impostare politiche improntate alla mobilità sostenibile, perché gli effetti dell'inquinamento sono sotto gli occhi di tutti. Ma allo stesso tempo non possiamo ignorare i problemi che tanti fiorentini si trovano ad affrontare un giorno tornando dal lavoro dovendosi spostare dentro la città. I parcheggi interrati sono una delle soluzioni possibili. Naturalmente ne andrà valutato bene l'impatto e le modalità di inserimento nel tessuto urbano dei due quartieri interessati. Ma a livello ingegneristico non si tratta di una novità, né tantomeno di un azzardo. Come ordine siamo come sempre disponibili a dare il nostro contributo in termini di idee e suggerimenti, nel doveroso rispetto di voi, eccetera, eccetera. Come vedete, ma qui si sta parlando, è già stato detto, di parcheggi che appunto vanno sotto l'acqua. Pensate a Cestello poi con la pescaria di Santa Rosa o di Renissanti, quindi quale contributo di permeabilizzazione ha offerto sia a destra che a sinistra a del fiume, quindi alla piazza. E da questo punto di vista i geologi dove sono? Nessuna voce, nessuna considerazione riguardo alla possibilità di fare questo buco di 10 metri, almeno 10 metri, probabilmente saranno di più, quindi la piazza a 2 metri o a 5 metri dalla sponda del fiume, e quindi con quali conseguenze per tutta la parte della città che gravita intorno alla piazza. Quindi vedete, siamo in una realtà che appunto non riguarda soltanto la mancata partecipazione, mancata ascolto, poi domani anche i supplementi di partecipazione civica dei cittadini, ma qui c'è tutta un'assenza di istituzioni, in primo luogo con la sovrintendenza insomma, qualche voce, qualche piccolo e soprattutto dei tecnici, degli esperti, dei professionisti che devono operare in una situazione che appunto ci è stata ampiamente detto, che è storicizzata, riconosciuta da ogni codice di tutela e che appunto dovrebbe essere considerata un'area da tutelare, insomma da restaurare, da riqualificare nel senso di restaurare una piazza storica tra le principali della città. Quindi rimaniamo sconvolti, come è il caso di dire, allibiti dalla sorpresa di una vicenda che si è notata attraverso queste oscurità, queste distacco quasi mafioso, come avrebbe voglia di dire, e sconvolti dall'abbandono in cui chi deve consigliare, quindi controllare, ha lasciato che
insomma si sta progettando, sarà un progetto preliminare, un progetto quindi master plan, come sarà chiamato, quindi, ma siamo ormai in mezzo a una situazione istituzionalizzata. Grazie. Grazie Leonardo del tuo ulteriore contributo, diciamo, alla vicenda. Mi viene da dire che parlando di parcheggi sotterranei c'è stata una sorta di strategia sotterranea, un modo di procedere sotterraneo per arrivare poi a certi risultati. Allora, prima di dare la parola alla nostra Ilaria, volevo dire che qui sul tavolo abbiamo messo un foglio per coloro che volessero partecipare con il loro contributo, domande, richieste o interventi, sono ovviamente ben gradite. Un'altra cosa, abbiamo visto che sono arrivati alcuni consiglieri e quindi dopo abbiamo riservato una domanda anche per loro. Allora, cara Ilaria, continuando in questa, diciamo, così, questo filone di lavori sotterranei, suoli, sottosuoli e infrastrutture per la mobilità nella città finanziarizzata. Ecco, questo è il titolo del suo libro. Bene, allora, vi ringrazio per essere presenti a questo incontro che è stato insomma preparato con molta cura da molti di quelli che sono qui, non da me perché sono stata invitata. Sì, allora, una dirigente della società che promuove il meeting di Cannes dice: il pilastro della nostra manifestazione sono i rappresentanti politici, cioè i sindaci, i presidenti di regione, eccetera. Sono loro che possiedono i terreni e gli edifici per i progetti speculativi di politica. Dall'altra parte gli investitori finanziano le idee magnifiche dei progettisti. Senza terreni ed edifici non si fa nulla, ma neanche senza denaro. Tutti ci ricordiamo Nardella e Sala nel 2017, Sala, il sindaco di Milano, nel 2017 a braccetto tra gli stand della grande fiera della speculazione immobiliare di Cannes, no? La più importante del mondo occidentale. Due mercanti in fiera, non so se vi ricordate le foto, facevano un po' mirare, a vendere pezzi di città e a dimostrare la loro adesione al sistema della finanziarizzazione. Per entrare nel gioco, sindaci e amministrazioni locali hanno dovuto infatti aderire alla ragione finanziaria. Si sono dovuti accreditare presso i promotori che scommettono sulle città, cioè rendersi meritevoli di credito, credibili agli investitori. Gli investitori sono i fondi finanziari, come voi lo sapete, i fondi sovrani, i fondi pensione, società quotate di investimento immobiliare, eccetera. Ma avere suoli e beni immobiliari non basta. Suoli e patrimonio edilizio devono essere liberati dalla condizione, suolo e patrimonio edilizio devono essere liberati dalla condizione che li lega al soddisfacimento del fabbisogno della popolazione che vi abita. Non servono più per soddisfare il fabbisogno, né per redistribuire le ricchezze che derivano dalle trasformazioni edilizie. È una liberazione, no? Si tratta di una liberazione indispensabile alla dotazione dei beni, anche quelli pubblici, ci ricordiamo tutti di Invest in Flores, eccetera. In puro, liberazione e dotazione dei beni in puro mezzo dell'accumulazione di capitale e dell'espansione finanziaria. Ciò è avvenuto nel passaggio dal territorio delle imprese all'impresa del territorio. I rappresentanti politici si trasformano in imprenditori di territorio, riducendo urbanisti dell'edilizia a strumenti di sviluppo economico affini attrattivi. Questo un po' per ricordare, no? Ciò che è stato detto finora, per tirare un po' le fila. I suoli e gli edifici dunque è necessario promuoverli, ma in che modo? Assimilando le politiche comunali alle strategie di marketing, questi discorsi politici. I beni comunali ad asset finanziari, qui la questione degli asset degli studentati, non c'è tempo di parlarne, ma magistrale. Sostituendo il linguaggio politico a quello
comunicazione mercantile, della propaganda commerciale finanziaria che è utile a presentare la città come il luogo giusto per investire. Purtroppo deve tirare l'occhiato. Se Milano era ormai, perché anche Milano era il place to be, il luogo dove essere. Firenze diviene, e qui si risale un po' avanti, poi indietro nel tempo al 2014, diviene la City of the Opportunities, come c'era scritto nella famosa brochure di Mandela, e non la City per gli abitanti, la città per le opportunità. La finanziarizzazione del mercato immobiliare passa anche per lo sviluppo di strumenti di cartolarizzazione. Forse questa parola vi ricorda che molti, siamo intorno agli anni 2002, 2003, poi comunque anche dopo. E i piani di alienazione, le vendite, eccetera. La cartolarizzazione nel gergo finanziario significa la trasformazione del diritto di proprietà di immobili in titoli finanziari che possono essere scambiati nei mercati immobiliari. Questo, detto in parole povere, significa che oggi non è neanche più conveniente, cioè diciamo, non si comprano più gli appartamenti come un tempo si faceva quando avanzavano un po' di soldi in famiglia, si compravano gli appartamenti e si affittavano. Oggi si comprano le azioni immobiliari, si scommette sul patrimonio immobiliare, è molto più semplice che affittare, poi il campanello, poi lo sciaccone, eccetera, Ecco, per generare questo genere creare questo genere di opportunities finanziarie, due sono gli indicatori ritenuti più sensibili. Questo lo dicono proprio gli studi, vi sto facendo un po' una sintesi di cose scientifiche. Sono due argomenti, due temi, due indicatori. La sicurezza dell'ambiente in cui si vuole investire, e questo apre le porte al securitarismo, no? Le 1700 camere fotocamere, telecamere di cartella, le piazze, e qui si incomincia a intravedere cestello, le piazze lisce e vuote, riforme semmai di Deor e di terrazze, l'espulsione delle fasce disagiate, securitarismo che si scambia con la sicurezza sociale. E la seconda, quindi la prima è la sicurezza, e la seconda è la rete infrastrutturale della mobilità a servizio delle aree di intervento, delle aree di investimento. Quindi quando i nostri sindaci vanno al MIPIM mostrano innanzitutto che la città che promuovono è sicura ed ha le reti infrastrutturali, e se non le ha si portano progetti anche inverosimili, si mettono sul tavolo degli stand di carta. Soffermiamoci però sulle infrastrutture, perché non c'è tempo di parlare di tante altre cose che forse sarebbero forse anche divertenti. Sulle infrastrutture di mobilità che valorizzano i suoli. Va detto però, questo ci riflettevo oggi mentre stavo preparando questi appunti. Va detto che in effetti un parcheggio interrato e in tal senso ha un'infrastruttura sui generis, perché non è solo infrastruttura di mobilità, ma è anche, cioè non è solo un elemento legato alla mobilità, ma è anche un investimento immobiliare, se poi pensate all'affitto e alla vendita di posti auto. Quindi il parcheggio interrato è un elemento complesso, interessante. E in questa cornice vorrei leggere il progetto di Cestello, no? È un sottosuolo da promuovere, espropriare, vendere, devastare. È nel segno del profitto privato a discapito degli interessi pubblici. Insomma, Cestello si configura come un suolo, un sottosuolo da consumare, quindi torna fuori di cui parlavamo prima. Perché un parcheggio interrato è innanzitutto una grande opera energivora dissipatrice di sottosuolo. Questo l'ha dimostrato nelle sue lotte, ora uno fra i tanti, il comitato di Piazza Brunelleschi, che si è estremamente battuto contro il parcheggio sotterraneo, che era un'ipotesi renziana ad oggi direi sventata. I camion per il trasporto terra necessari a scavare la fossa del parcheggio, questi sono calcoli del comitato, avrebbero riempito, se messi in fila, la superstrada da Firenze a Pisa. Quindi questi sono anche argomenti, come dire, all'atere del progetto di questa Butardo, per ora speriamo
privati, però insomma, dove passeranno questi camion, quasi saranno, sono lavori molto... Ecco, dunque così a un passaggio ricordo che il movimento terra, cioè anche queste cose ora appunto Leonardo qualcosa l'ha già detto, il movimento terra è uno dei settori maggiormente controllati dalla Grandica, anche nell'Italia centro-settentrionale, certe cose non bisogna mai dimenticarle. Va bene, non vai poi ha preparato questi esemplari, quindi ora non vi sto a dire le molte cose inerenti che vi sto appena accennato, che potete trovare online, il dossier nel blog, lo mettiamo nel blog. Eccoci, va bene. In effetti Firenze ha già sacrificato, sta immolando alle grandi opere ingenti quantità di suolo, la TAP ad esempio. Le terre d'Escavo sono un problema che è stato delocalizzato in Valdarno, dove si dice, si sa, che a causa degli additivi, che sono dei saponi, delle plastiche saponose, diciamo così, degli additivi necessari per gli scavi sotterranei della talpa, le terre non essiccano e quindi non si stabilizzano e costituiranno un rischio di futuri dissesti idrogeologici. I problemi che sono qua si possono poi, come dire, delocalizzare altrove. Ora ovviamente per un parcheggio non c'è una tappa, comunque le terre di scavo costituiscono un problema, insomma. Poi la tappa, questo potrebbe accadere anche con il parcheggio nel cestello, ha un effetto riga, si sa che è scientificamente provato in altre città che il tunnel, qui è un doppio tunnel, crea un effetto diga, che insomma, è un'ostruzione sotterranea che genera scompensi sia a valle che a monte, mentre a monte la falda si alza, tenderà ad alzarsi sul livello attuale, a valle invece viceversa si secca, si abbassa, si prosciuga e questo prosciugamento potrebbe danneggiare il centro antico. Anche il tram è un'altra grande opera che sta consumando sottosuolo, anche se a prima vista non ci si fa caso, ma quelli che hanno visto i cantieri in città sanno che il tram poggia su delle sottofondazioni esagerate, una strada di cemento profonda al minimo 1,5 metri, tutto un piastrone, un lungo piastrone che sorregge il tram. Quando invece mi dicono gli esperti che basterebbero delle travi rovesce posate a terra su una soletta di 40 cm di cemento. Insomma, sono sottofondazioni costruite senza una motivazione plausibile. L'ingegnere Marco Ponti, professore del Politecnico di Milano, chiese delle citazioni a Nardella, che gli rispose: da più lavoro. Cioè, perché sono state fatte queste fondazioni esageratamente sovradimensionate? Da più lavoro? È una risposta inaccettabile, perché la logica della grande opera, si crea lavoro mal pagato a scadenza, fornendo invece occasione di colossali profitti alle lobby del cemento, che è uno dei materiali più inquinanti delle regioni del mondo, come ricorda il libro appena uscito l'antropologo La Cella. Dunque, invece di avere un lavoro ben fatto a Firenze, con il tram la regola d'arte, che costa poco ma redistribuisce ricchezze, contribuisce a formare competenze, si preferisce la grande opera in imposta, che aumenta i costi. Io vi chiederei un po' di silenzio, per piacere, perché non riesco a parlare. Che aumenta i costi, dai 10 milioni al chilometro, che sarebbe il costo medio europeo. A Firenze siamo arrivati, così almeno si sta calcolando sulla linea di Magnarticoli, quella che devasterà la vegetazione degli ali. Io ho letto 50 euro, 50 milioni di euro. Comunque, anche fosse 40, siamo oltre agli scandalosi prezzi dei tram del Ville de France che scandalizzano la Francia e che però sono ai 35 milioni di euro, quindi siamo molto al di sopra. Dell'aeroporto non abbiamo tempo di parlare, faccio veloce, torniamo inoltrato.
se il parcheggio verrà costruito, Piazza del Cestello coinciderà con la copertura di una grande opera. Questo l'ha già detto un po' Montanari. E invece le piazze storiche, che sono di proprietà pubblica, sono beni demaniali, sono a tutti gli effetti patrimonio monumentale nella loro consistenza aerea, subaerea e ipogea. Questo l'ho scritto tanto tempo fa, me l'ha fatto vedere in mente Leonardo che sì. E la conversione della loro superficie della loro superficie delle piazze vabbè, ora qui non mi ritrovo negli appunti, la conversione della loro superficie che è rivestita dal lastrico storico della piazza in un solaio cementizio del garage non deve essere consentita. Ecco, questo non lo consente la Costituzione, che obbliga i comuni, lo Stato e quindi il comune a esplicitare la tutela sui beni culturali e paesaggistici, come è la piazza del Cestello, per cui la piazza del Cestello è vincolata ai termini del codice dei beni culturali e del paesaggio. Dopo l'inserimento del parcheggio, successivamente all'abituale, speriamo di no, inserimento del parcheggio, la fascia della piazza storica, come dire, i lineamenti finali della piazza storica deriveranno da un trattamento estetico di un solaio cementizio, cioè la piazza non c'è più, diciamocelo. Non vogliamo certo la piazza del Cestello per un piastrone in ospitale, perché questo è quello che ci dà il cambio, simile al deserto di Piazza Annigoni, già stata citata, o come scrive Roberto Rudini Gattari sulla città invisibile, o al cimiterino d'oltremare tipo Piazza dei Ciompi. Come è accaduto nelle altre piazze protette dal vincolo paesaggistico e in area UNESCO o immediatamente limitrofe, una piazza Annigoni già citata, imbruttita se ancora fosse stato possibile dalla facciata della facoltà di architettura, o il devastato piazzale del Re, ciosura tra la città e il parco delle Cascine con le sue 4 corsie seminterrate degli ali, compromesso ulteriormente anch'esso dalla ruota delle Nardella e il Criceto, e anche Piazza del Cestello visto il possibile avvenimento, declassamento architettonico. Questo non bisogna sottovalutare il fatto che, come dire, ora la parola non mi piace, un degrado poi ne innesca un altro, ecco, questo è facile. E a mio giudizio certamente questo declassamento della piazza del Cestello sarà l'occasione per riempirla di Deor e tavolini, un altro consumo di suolo demaniale che di proroga in proroga, ora sta scadendo la proroga del 14 marzo per i Deor straordinari, sta assumendo i tratti della vicenda delle concessioni balneari. Quello dei Deor è un altro tema su cui bisogna stare attenti, perché è un altro tipo di consumo di suolo che appunto si sta trasformando da un diritto, come dire, precario non mi ricordo come dice il codice civile, un diritto temporaneo, a un diritto acquisito su appunto un suolo demaniale, che veramente